Paolo Cardinale. Sono tutti. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Vi saluto dalla sede del Consiglio regionale del Veneto. Oggi presentiamo qui appunto in conferenza stampa un progetto molto particolare, molto ricercato, che interessa lo straordinario territorio dell'Est veronese. Le Vie della Fede è un progetto che appunto in occasione dell'anno giubilare vede coinvolte e promotrici l'associazione East Verona Autoctona APS, affiliata al CTG Centro Turistico Giovanile, e all'impresa sociale Verona Autoctona. Questo progetto, appunto le Vie della Fede, promuovono e così cercano di attivare il territorio dell'Est veronese attraverso un turismo lento e sostenibile per scoprire cosa? I tesori spirituali, storici e artistici di questo bellissimo angolo della nostra provincia. Io do il benvenuto ai nostri ospiti: Marco Malavasi, presidente dell'associazione APS East Verona Autoctona, e a Fabio Salandini, presidente nazionale del Centro Turistico Giovanile, e a Sara Lucchi, vicepresidente dell'associazione East Verona Autoctona, e li saluto con piacere. Grazie di essere qui oggi. Io allora passo subito la parola a Marco Malavasi in qualità di presidente, che comincia a presentarci questo straordinario progetto. Grazie Marco.
Buongiorno, grazie Alessandra, grazie al Consiglio regionale che ci dà oggi questa opportunità di presentare un progetto a noi tanto caro, partito già oltre un anno fa, di turismo religioso. E Alessandra ha già provveduto a presentare gli altri ospiti. Io mi limito a fare una breve introduzione, poi lascerò la parola naturalmente a Fabio Salandini e a Sara Lucchi, nel dirvi che è un progetto nato ancora un anno fa, quando abbiamo cominciato come associazione a pensare a un progetto che centrasse l'anno giubilare e portasse quindi nel nostro territorio una proposta anche per i fedeli e non solo, anche per i turisti e gli appassionati, che non hanno la possibilità magari di portarsi a Roma per eventi più importanti, e comunque con la volontà di cogliere questa occasione per far conoscere delle realtà del nostro territorio per molti ancora sconosciute. Una brevissima presentazione di che cos'è e di chi è il gruppo Iste Verona Autoctona. È un gruppo di giovani con la voglia di come dire, far conoscere e promuovere il territorio dell'Est veronese è un gruppo, scusate che sto tornando indietro, è andato troppo lontano. È un gruppo dicevo, di giovani con la voglia di promuovere il territorio dell'Est veronese e con l'occasione di svolgere una serie di attività sul nostro territorio che vanno oltre quello del progetto che presentiamo oggi, che riguardano, come potete vedere nella presentazione, una serie di altri ambiti e di altre attività. È un gruppo, come dicevo, affiliato al Centro Turistico Giovanile, e quindi per l'occasione, avendo anche l'onore di avere qui presente oggi il nostro Presidente nazionale, lascio la parola a Fabio Salandini per una illustrazione di quello che è il Centro Turistico Giovanile e che cosa fa la rete nazionale CTG. Grazie. E ringrazio di questo gradito invito, mi fa molto piacere essere qui in questa sede così prestigiosa e importante, e ringrazio il gruppo Veronaista Autoctona che ha portato avanti questo progetto e mi dà l'opportunità, la presenza qui oggi, di dare la cornice entro cui si inserisce questa iniziativa, che è quella del Centro Turistico Giovanile. È un'associazione che è nata nel 1949, quindi abbiamo da poco spento 75 candeline. È un'associazione che, a dispetto del suo nome, che è dovuto al fatto di essere stata fondata dai giovani che sono stati, a mio avviso, dei visionari, perché poco dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale hanno capito che il turismo sarebbe stato il grande protagonista del futuro. Oggi è un'associazione intergenerazionale, quindi si rivolge indistintamente a tutte le fasce di età, avendo un'attenzione particolare ai giovani che sono al centro del nostro agire. Come riassumere il CTG? Il CTG ha da sempre creduto, e devo dire siamo stati in questo forse tra i primi, a sostenere l'idea di un turismo sociale, solidale e sostenibile. Sociale perché contribuisce a farle incontrare le persone tra di loro, solidale perché vuole essere opportunità aperta a tutti, e soprattutto sostenibile. Ecco, vorrei concentrarmi su questa parola perché oggi il tema del turismo è sulla bocca di tutti. Il turismo è una risorsa indubbiamente economica, di questo siamo consapevoli, ma allo stesso tempo stiamo affrontando tutte le problematiche che il turismo, l'overtourism, comporta. Ecco, la testimonianza del CTG, la sua missione associativa è quella appunto di aiutare a far emergere il patrimonio in tutti i suoi aspetti, anche il patrimonio soprattutto meno noto, meno conosciuto, per distribuire in maniera equilibrata il turismo, che sia un bene di tutti, per tutti e con tutti, e quindi iniziative come queste sono veramente, incarnano i valori della nostra associazione. E mi permetto anche di dirlo perché la nostra associazione ha anche un'altra peculiarità. È un'associazione di ispirazione cristiana. Noi siamo nati da Azione Cattolica, siamo poi negli anni 70 diventati un'associazione autonoma, indipendente,
ma in quella fase abbiamo dichiarato con decisione di non rinnegare la nostra ispirazione cristiana. Perché? Perché è sicuramente un elemento valoriale importante, un bagaglio fondamentale, e di questo noi ci sentiamo custodi e vogliamo permettere, appunto, attraverso le nostre azioni, che i principi del CTG si incarnino. Quindi ringrazio veramente per questa iniziativa, che è un'essenza ed è una iniziativa veramente che profuma di CTG. Grazie. Lascio adesso la parola a Sara Lucchi, che insieme ad un'altra nostra volontaria, oggi non presente purtroppo per motivi di lavoro, è fondamentalmente la persona che ha ideato, organizzato, mappato e portato a bordo questo progetto. Quindi a te, Sara, grazie. Grazie, ringrazio anch'io per l'invito e per la possibilità di raccontare in questa sede questo progetto. E ringrazio subito anche Gabriella Ambrosini, appunto l'ha già accennato Marco, che è l'altra socia di Verona Autoctona, con cui abbiamo cominciato a sognare questo progetto per il nostro territorio. Si tratta di 10 chiesette, grandi o piccole, che costellano un po' il territorio dell'est veronese, in particolare la Val di Lasi e la Val Tramigna. Il progetto è nato perché sono chiese ricche di storia e di affreschi, che quasi tutte sono volontari che se ne occupano, custodi o le parrocchie. Quindi la volontà è nata per farle scoprire, perché molto spesso si tratta di chiesette chiuse o poco accessibili, e quindi questo progetto è stato immaginato e sognato per quest'anno, per l'anno giubilare, in cui appunto la sensibilità su questi temi è importante, e anche questo in CTG è sempre stato un partner fondamentale. Siamo a Tregnago con la chiesetta di San Dionigi a Marcemigo, la Pieve di Colognola ai Colli, quindi qui siamo in Val di Lasi, San Pietro in Colle a Caldiero, Belfiore con il santuario Madonna della Stra, poi ci spostiamo a Soave, dove abbiamo San Giorgio e il santuario della Madonna della Bassanella, San Bonifacio con l'abbazia di San Pietro, che già è stato i suoi volontari sono stati un partner fondamentale, perché è una delle più grandi, ha già delle visite strutturate e quindi ci hanno aiutato anche a studiare il percorso e a capire anche la parte di accoglienza e di strutture delle visite. Cazzano di Tramigna abbiamo San Pietro in Briano, che è una chiesa che è aperta attualmente un giorno all'anno, è ricca di affreschi, è poco accessibile, quindi anche questa è la volontà di cominciare a formare i volontari e a raccontarla e tenerla maggiormente aperta. E poi passiamo verso l'Alta Val di Lasi, quasi Lessinia, Badia Calavena, con la chiesa di San Pietro, e San Colombano ai Lasi, che è stata restaurata da poco. Quindi sono tutti dei piccoli tesori che vogliamo cominciare a raccontare con questo progetto. Quindi la volontà è siamo partiti dal basso, coinvolgendo le parrocchie, che sono appunto le padrone di casa di tutte queste strutture, quindi parlando con i parroci, con i volontari, e capendo se era un progetto che poteva interessare. La risposta è stata da subito positiva, e avere alle spalle la professionalità di un'associazione come Verona Autoctona e del CTG ha aiutato anche il territorio a credere di più, insomma, nel progetto, perché comunque lavoriamo da tantissimi anni sul territorio su questi temi. Non è un progetto a sé stante, ma stiamo cercando di collegarlo, anzi l'abbiamo già collegato con altri percorsi che già sussistono sul territorio, dalla Via dell'Iris alla Vecchia Via della Lana, quindi un modo per, non vogliamo rimanere in un settore, ma comunque collegare i vari percorsi che già esistono, che già sono finanziati e tabellati all'interno del territorio.
E ecco qua i 3 percorsi. Abbiamo diviso quindi queste 10 chiesette o per tematica o per zona. Quindi templi d'arte, abbiamo raggruppato le chiese dove è più presente la parte artistica, quindi legata agli affreschi medievali. Tesori nascosti, appunto abbiamo messo quelle chiese che da poco sono state restaurate, quindi non ancora presenti nei percorsi, o comunque per esempio a Soave si tende, no, a pensare solo al castello, ma ci sono anche altri tesori come appunto la Bassanella e San Giorgio. E l'ultimo proprio dedicato alla figura di San Pietro, appunto a maggior ragione nell'anno giubilare, quindi sono le 4 chiese che sono dedicate a San Pietro. Ecco qua, quindi poi abbiamo avuto Laura che ha realizzato queste bellissime mappe. I percorsi si possono fare a piedi, in bicicletta, e nella brochure che appunto sono state distribuite sul territorio, nelle parrocchie e che stiamo via via diffondendo, abbiamo inserito anche una piccola descrizione della chiesa, l'info e i contatti, perché non solo la terza domenica del mese, ma i gruppi organizzati ci possono contattare per visitarle al di fuori di questi orari, di questi giorni. E anche appunto una sezione di dove dormire, dove mangiare e che altri punti di interesse ci sono nella zona. Quindi abbiamo cercato di fare delle brochure o comunque del materiale online che sia il più possibile esaustivo sul territorio. Quindi ecco, tesori nascosti, poi abbiamo quella dedicata a San Pietro. E ecco qua, come vi dicevo, è un po' un riassunto delle aperture, delle visite che si possono effettuare al di là appunto della sola terza domenica del mese, da giugno a settembre, quindi abbiamo, è una partenza, diciamo che questa è una partenza, la volontà è poi di continuare a formare il personale e di portare avanti il progetto di modo che diventa un po' più calendarizzato. Qua per tutti, quindi abbiamo cercato di ampliare un po' lo spettro del target. Chiaramente le comunità, le parrocchie, le associazioni sono il primo target per questo tipo di pellegrinaggio, ma i cittadini e i giovani soprattutto per la parte di formazione per i giovani, perché comunque sembra sempre che fare la visita guidata a qualcosa del proprio territorio non sia così facile. In realtà abbiamo appunto corsi di formazione che come CTG che permettono ai giovani di raccontare casa propria. Io sono partita così e quindi insomma sono arrivata qua dopo tanti anni anche a immaginare i progetti, quindi non solo da volontaria ma anche poi per quanto riguarda lo sviluppo turistico. I cittadini stessi di questi comuni, molto spesso quando faccio le visite guidate, su metà gruppo molto spesso sono locali, perché essendo che molte di queste chiese non sono aperte, le hanno vicino a casa e non sanno neanche di averle, quindi ecco è diventato anche un progetto di turismo di prossimità. Qui sono appunto i nostri contatti e dovrebbe esserci, ecco qua, la squadra del progetto, quindi appunto le mappe realizzate da Laura Tamellin, io e Gabriella per la parte di mappatura e realizzazione di itinerari che appunto è partita già dall'anno scorso, un paio di anni fa, Rosa Musolino che ha seguito la parte della segreteria e della realizzazione delle brochure e poi vari volontari che appunto già in questi mesi ma soprattutto da giugno ci aiuteranno a tenere aperte le chiesette. E ecco, quindi ringrazio tutta la squadra e ringrazio anche la comunità di queste chiese e le parrocchie perché insomma ci hanno permesso di realizzare questo progetto e di raccontare questi beni culturali. Grazie Sara. Allora, prima di salutarvi con l'ultimo intervento che lascio al Presidente Salandini, aggiungo solo una cosa a quello che vi ha raccontato Sara. Le brochure che sono già in distribuzione, che saranno ulteriormente distribuite in questi giorni, nelle prossime settimane, sono state pensate anche per avere un collegamento automatico ai nostri canali, sia social che di sito. Le brochure prevedono l'inserimento di un QR code puntando il quale si entra nel sito dell'associazione dove si ha la descrizione di tutti i percorsi
e di tutti i contatti che possono essere presi anche per eventualmente richiedere visite personalizzate, oltre ad avere anche tutti i contenuti relativi ad eventuali richieste e necessità di pernottamenti o luoghi dove andare a mangiare. Trovano sostanzialmente un collegamento diretto al nostro sito e quindi hanno tutto quello che può essere fruibile per il visitatore. Lascio allora l'ultima parola a Fabio e ringrazio ancora per l'attenzione. Sì, ringrazio. Quindi abbiamo detto che questo è un progetto che profuma di CTG, ma è un progetto anche che guarda in prospettiva futura. Sono giorni in cui abbiamo vissuto le emozioni della scomparsa di Papa Francesco. Stiamo attendendo con ansia, insomma, chi sarà la figura che lo seguirà sul soglio di Pietro. Come associazione abbiamo avuto la fortuna, il regalo, io lo dico veramente nel 2019 in occasione del nostro 75esimo, di essere ricevuti dal Santo Padre, che come sempre ha regalato uno dei suoi interventi rivolto all'associazione, ma che va anche al di là, che voglio qui ricordare in alcuni passaggi. Lui ci diceva appunto che il turismo lento che promuove la nostra associazione si contrappone a quello di massa, perché promuove la qualità e l'esperienza, la solidarietà e la sostenibilità. Un turismo non ispirato ai canoni del consumismo o desideroso solo di accumulare esperienze, ma in grado di favorire l'incontro tra le persone e il territorio e di far crescere nella conoscenza e nel rispetto reciproco. La condivisione del tempo libero come tempo di qualità può diventare una buona chiave per aprire la porta del cuore di tanti giovani, generando legami di amicizia capaci di veicolare valori autentici e la stessa fede. Diciamo che il Papa non poteva riassumere meglio quello che è l'essenza del CTG, che è quello che è emerso anche in questo progetto. Si diceva prima giovani o persone che si riappropriano dell'identità del loro territorio, di quello che hanno vicino a casa, delle proprie radici, della propria identità, che oggi è fondamentale. E in quest'ottica noi ci auguriamo che progetti come questi ci aiutino a costruire quello che è il nostro sogno. Un altro progetto che stiamo portando avanti a livello nazionale, in cui rientra anche quanto è stato fatto dal gruppo East Verona Autoctona, che è creare una rete di città ospitali. Noi siamo convinti che appunto bisogna aiutare le comunità ad assumere la loro identità, capire il loro valore, perché tutte hanno qualcosa da dare, e di fare dell'ospitalità il centro. E l'ospitalità è vera e vissuta quando chi ospita e chi viene ospitato sono in sintonia e stanno bene insieme, e qui avremo la quadratura del turismo, il turismo che il CTG sogna dal 49 ad oggi. Grazie ancora di questa opportunità. Bene, chiudo io questa conferenza stampa e sono contenta, vi posso dire, di chiuderla con questa bella immagine di Papa Francesco che ci sorride, no? E, ecco, è bellissimo per me, in qualità di consigliere regionale, avere l'opportunità di dare voce, dare spazio in questa sede a progetti di immenso valore come quello che oggi avete presentato qui a noi oggi, e quindi vi assicuro, sono veramente contenta e soddisfatta. Vi auguro all'associazione che questo progetto sia l'inizio appunto di un'opportunità per il nostro territorio, per le parrocchie, per i cittadini, per i giovani e soprattutto per le famiglie, di scoprire un est veronese in versione inedita, e che ci avvicini tutti di più alla cristianità e al tanto bello che abbiamo da mostrare agli altri, ma da scoprire prima noi come cittadini. Grazie ancora a tutti, grazie ai miei ospiti e alla prossima conferenza stampa.